Molto probabilmente di Esperanto avete già sentito parlare, ma se non avete idea di cosa sia, si tratta di una lingua pianificata ausiliaria, ossia è una lingua che è stata sviluppata in modo da essere molto logica, poi in realtà è abbastanza simile alle lingue naturali in questo, non si tratta di una lingua estremamente logica, la possono apprendere tutti, a differenza di altre lingue che sono volutamente molto complesse e sono sperimentali, con l'obiettivo di diventare una lingua internazionale, ossia tutto il mondo parla questa lingua in modo da potersi capire. L'esperanto prima della seconda guerra mondiale ha avuto un certo successo, mentre dopo si è un po' perduto. Esiste ancora oggi una comunità esperantista abbastanza diffusa, ma ovviamente non è grande come quella di un tempo. Un tempo in cui venivano emessi francobolli, monete, esistevano grandi associazioni esperantiste che promuovevano la lingua e i suoi ideali, perché l'esperanto è anche una lingua di ideali. Il suo creatore, Zamenhof, che l'ha creata tra il 72 e l'87 del XIX secolo, per capirci aveva anche creato una religione universale, oltre che una lingua. E in generale ci sono molti ideali. C'è chi ritiene, ad esempio, che l'esperanto debba essere parlato da tutti oltre alle lingue naturali, c'è chi invece pensa più all'ideale di unità che porta l'esperanto. Quindi, in un certo senso, basta la sua esistenza, non serve che lo parlino tutti. Se vi ricorda un po' le varie questioni che nel campo delle lingue regionali ci dividono tra quelli che la vorrebbero imposta ad ogni livello della società, quelli che invece preferiscono magari avere una lingua ufficiale ma un uso pubblico della lingua, chi magari invece pensa che debbano essere parlate solo nelle case, anche a me lo ricorda. Quella che vediamo qua è la verde stelo, che è la bandiera de facto dell'Esperanto. Una stella verde in un cantone bianco su un fondo verde. Guardando l'esperanto così a occhio, ricorda molto una lingua neolatina per tante cose, ma non prende solo da lingue neolatine. Inoltre è una lingua fortemente agglutinante, ad esempio a marcare il fatto che una determinata parola sia un verbo, un aggettivo, un avverbio, un plurale o comunque il suo caso e via discorrendo, sono delle particelle che vengono preposte o apposte. Questo a differenza della gran parte delle lingue neolatine dove non funziona così. Esiste un'altra lingua invece ausiliaria internazionale che si chiama interlingua, che prova invece a essere molto incentrata sulle lingue neolatine. Infatti, a me ogni tanto capitano degli short su questo canale YouTube di alcune persone che parlano in interlingua e sembra uno strano misto tra italiano, spagnolo, con un pizzico di francese e tanto latino alla base. Comunque penso sia comprensibile per ogni parlante di lingua neolatina, a differenza dell'esperanto che invece va imparato, ma questo è il punto di universalità. Ha una certa base delle lingue più diffuse, ma c'è una grammatica da imparare e ci sono parole che invece non provengono dalle lingue più diffuse. La natura pianificata dell'esperanto, tra l'altro, è la ragione per cui talvolta gli standard linguistici regionali vengono accusati di essere esperanto dialettale, solitamente a torto, ma ogni tanto anche a ragione. Alle volte sono veramente troppo pianificati per ricordare la lingua d'origine. Verrebbe da dire che tutto sommato, considerando che l'obiettivo dell'esperanto è l'unità, addirittura mondiale, gli esperantisti saranno tutti contro le lingue regionali. D'altronde, chi vuole favorire l'unità mica potrà fomentare la separazione. E invece no. Gli esperantisti sono grandi sostenitori dei diritti linguistici e alcuni dei grandi combattenti a livello anche accademico per le lingue regionali, mi viene in mente ad esempio Federico Gobbo, sono anche esperantisti. E la ragione me l'hanno spiegata, è veramente molto semplice. Una volta che c'è questa lingua internazionale che rende fratelli tutti gli umani e li rende in grado di comunicare, dov'è il problema se una lingua è parlata da poche persone? Tra virgolette non serve l'italiano se abbiamo l'esperanto e un lombardo può parlare in lombardo e in esperanto, un siciliano può parlare in siciliano e in esperanto e possono comunicare in esperanto. L'esperanto quindi in un certo senso è anche per chi lo propone un modo di tutelare le lingue piccole, perché nessuna lingua è troppo piccola se c'è una lingua internazionale che parlano tutti. Perché è così.
Alla fine tu puoi parlare una lingua da 1000 abitanti, 10.000, 1 milione, 10 milioni, 100 milioni, 1 miliardo, ma c'è sempre l'esperanto quando non puoi comunicare in quella lingua. Ci sono 3 temi relativi all'esperanto che sono di grande interesse per noi. Il primo è quello della dialettizzazione. L'esperanto è proprio l'inverso di una classica lingua regionale. La lingua regionale classica è evoluta su più centri che sono sviluppati autonomamente ma coordinati, mentre invece l'esperanto è una lingua unica. Al giorno d'oggi si ritiene che l'esperanto non abbia dialetti, al massimo ha delle varietà di pronuncia date dalle varietà di pronuncia del singolo individuo, ma non esistono veri e propri dialetti esperanti che ti permettono di dire ah, tu sei di X, tu sei di Y, anche perché, e qui passiamo al secondo punto, i parlanti nativi sono veramente pochi, si stima nell'ordine del migliaio. Sono persone che l'esperanto l'hanno imparato magari dalla famiglia. Ci sono famiglie dove i genitori sono di paesi diversi e l'unica lingua che condividono è l'esperanto, quindi lo parlano in casa. C'è anche chi lo fa per una questione più ideologica, può creare dei parlanti nativi di esperanto. E vi sono dei fenomeni molto curiosi da parte dei bambini esperantofoni. Uno abbastanza divertente che viene attestato è, visto che appunto l'esperanto è una lingua molto regolare, si vedono ad esempio i bambini che per definire la vagina praticamente dicono la pena. Mi fa abbastanza ridere onestamente. Poi ovviamente crescendo scoprono qual è la forma corretta in esperanto. Una considerazione però interessante che mi è stata fatta, che mi fa pensare molto a quella che è l'autorità del parlante contro quella del dizionario, è che nelle lingue grandi, diciamo, l'obiettivo è parlare a livello nativo, è parlare come il parlante, anche quando magari va contro la grammatica alla fine. E son tante le persone che dicono: "Ah sì, ho imparato il francese a livello C2 e poi ho dovuto imparare come non parlare più il C2 perché dovevo parlare coi nativi francesi". Ma comunque il parlante è un po' lo standard. E ciò vale anche nei confronti delle lingue regionali, per quanto ovviamente chi le difende spesso si rende conto che sono state molto italianizzate e che questa italianizzazione non è una cosa positiva. Nel caso dell'esperanto invece i parlanti nativi non sono un'autorità. L'autorità rimane la grammatica, i testi e i dizionari. Il parlante nativo è un parlante come ogni altro. Questa è una cosa veramente molto molto interessante. Il terzo punto invece, questo l'ho discusso con un paio di esperantisti, è: ma voi vorreste qualche diritto linguistico? Perché siete così a favore di tutelare i diritti linguistici, ma ne volete qualcuno? E la risposta generalmente è no. Ovviamente non nel senso che vogliono essere perseguitati perché parlano esperanto, ma non vogliono per forza di cose un riconoscimento ufficiale territoriale. E ciò mi sembra anche corretto, perché la loro lingua non è territoriale. È più una sorta di inglese idealistico e che non proviene da una zona, quindi più equo potremmo dire. Mhmm, quindi pur avendo alcune fenomenologie in comune con le lingue minoritarie, questa è una cosa che riconoscono sia i parlanti e gli attivisti delle lingue minoritarie, sia quelli dell'esperanto, ad esempio una comunità di parlanti piccola, una difficoltà a trasmettere la lingua tramite la famiglia, il fatto di avere molte comunità su internet e che queste siano molto rilevanti al fine della lingua. L'obiettivo finale è tendenzialmente diverso, ma va benissimo così secondo me. Non so cosa ne pensate voi. E proprio per la loro natura universalista, gli esperantisti, quando si parla di lingue regionali e diritti linguistici, sono molto attenti al fatto che questa cosa non si traduca in una chiusura discriminatoria. Ho parlato un po' meglio di come può succedere nel video che ho fatto sulla differenza tra bilinguismo e diglossia, e che vi invito a vedere perché è fondamentalmente necessario per capire la questione, ma in sintesi una lingua può essere usata in modo aperto, quindi aprendo per chi viene nella comunità la possibilità di impararla, oppure in un modo escludente, ossia c'è una lingua pubblica, quella che è utilizzata ad esempio dal governo, e una lingua privata, che è quella che utilizza la popolazione. È il caso ad esempio in Svizzera. In Svizzera tedesca la lingua ufficiale è il tedesco standard svizzero, che è perfettamente comprensibile per chi parla il tedesco standard, un po' come l'italiano svizzero è perfettamente comprensibile per chi parla l'italiano standard, semplicemente ha qualche differenza di lessico e qualche particolarità grammaticale, ma la popolazione comunemente parla lo svizzero tedesco, tra virgolette il dialetto. È difficile da imparare, non è standardizzato e gli stranieri fanno fatica a impararlo.
e spesso ciò costituisce un ostacolo all'integrazione. Questo ovviamente è un qualcosa che agli esperantisti non piace, perché loro non vogliono che le lingue escludano, vogliono che includano. E relativamente a ciò mi sorge anche una domanda: ma in un mondo esperantista, una persona che cambia paese dovrebbe imparare la lingua del luogo o dovrebbe bastare l'esperanto? E aggiungo un'ultima cosa interessante dal punto di vista didattico: il metodo Paderborn. Degli studiosi hanno provato a insegnare ai ragazzi una lingua straniera facendogli imparare prima l'esperanto, e questo pare che abbia mostrato risultati positivi. Questa è una cosa che può farci riflettere. Potremmo fare la stessa cosa con le lingue regionali? Secondo me sì. Non avresti magari il vantaggio della logicità dell'esperanto, ma lo potresti. Io personalmente non sono esperantista e non penso che lo sarò, non lo vedo molto per me il fatto di apprendere questa lingua internazionale, ma apprezzo molto il suo sviluppo e la comunità e anche alcuni degli ideali che alcuni esperantisti propongono. Penso che c'è tanto spazio per collaborare sul tema dei diritti linguistici e sul tema delle sfide comuni, soprattutto sulle reti internet e sulle reti sociali, sui nuovi media potremmo dire. E vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Cosa pensate dell'esperanto? Cosa pensate dei paralleli tra esperanto e lingue regionali? E in generale di quella che è la posizione della comunità esperantista. E mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video con qualcuno che può essere interessato e guardate in descrizione per supportare il canale in un modo un po' più concreto. Grazie e buona continuazione.